Canestrelli e Capesante continuano ad essere sotto una lente di ingrandimento. Regione Veneto e ASL normano la sgusciatura dei pettinidi, canestrelli e capesante, che sia a bordo delle navi, dei pescherecci o a terra. I bivalvi, infatti, ai sensi del regolamento del 2004, devono essere puliti dentro uno stabilimento a terra, FFPP, o a bordo di nave officina. Nessuna imbarcazione in Italia, detta di chi è nel settore, è adibita a nave officina e non sembra esserlo nessun peschereccio, neppure tra la flotta chiogiotta. La sgusciatura di canestrelli a bordo dei motopescherecci è un'abitudine che è stata concessa nel 2015, inserita erroneamente tra le linee guida per la lavorazione del prodotto. Dall'applicazione di questa erronea modifica è stato sottratto lavoro agli stabilimenti di lavorazione molluschi bivalvi, che di conseguenza hanno dovuto anche ridurre il personale per la diminuzione di lavoro, spostato in pratica dall'attività a terra all'attività a bordo. La stessa lavorazione ma svolta con metodologie diverse, in quanto le due attività a terra o a bordo sono sottoposte a normative differenti. Per quanto riguarda i gusci, ai pescherecci era concesso buttarli senza la necessità di rispettare particolari direttive, mentre gli stabilimenti erano sottoposti a pratiche di smaltimento. Differenti anche le norme per il confezionamento, che se realizzato negli stabilimenti a terra doveva essere realizzato in modo da impedire il gocciolamento, chiuso con materiale termoretraibile, norme che a bordo non era necessario rispettare. Dall'Europa sono state quindi diramate nuove direttive che hanno definito le linee guida del 2015 non coerenti con le precedenti. Quindi alla fine del 2021 è stato di fatto definito fuori norma sgusciare canestrelli e capesante a bordo dei motopescherecci, usanza che ormai sembra difficile da togliere.